Buonasera a tutti e ben ritrovati in questo spazio in mia compagnia, in compagnia delle chiacchierine, le mie sibille. Oggi abbiamo qualche novità da annunciare, ma cominciamo come sempre con ricordare che avete diritto a una domanda gratuita che rispondo preferibilmente ai nuovi e alle persone, insomma, a cui ho già dato risposta. Chiedo di attendere appunto e dare priorità a chi ancora non ha avuto la sua risposta, la sua possibilità appunto di ricevere una risposta gratuita. Vi invito, mi raccomando, quando scrivete la domanda, a indicare il vostro nome, la vostra data di nascita, una domanda formulata in modo chiaro e preciso, e eventualmente, se chiedete anche per una persona o non so, chiunque sia, il collega, la collega, l'amore a prima vista, il fidanzato, il marito, quello che è, mettete anche il nome e la data di nascita di questa persona. Mi raccomando, queste sono le cose molto semplici, insomma, che vi chiedo. Se possibile, non disperdete le informazioni in più messaggi, perché magari si intrecciano con messaggi di altre persone e dunque poi diventa un puzzle raccogliere tutte le informazioni. Vi chiedo appunto cortesemente di concentrare tutto in un unico commento. Che dire, comincio a salutare un po' gli amici e poi vi annuncio una piccola novità. Allora, ciao Maurizio, ciao Marietto, ciao Miri, ciao Chiara, ciao Barbara, ciao Cinzia, ciao Italia, ciao Assunta, ciao Rita, ciao Nancy, ciao Lucy. Ok, Italia, ti ho salutato, bene. Allora, c'è ovviamente una piccola novità. La novità è che stiamo lavorando per un ebook quasi addirittura di arrivo, dunque fra non molto, intanto vi mostro qual è la copertina, fra non molto sarà disponibile solo ed esclusivamente sul nostro sito www.ilcapitano.altervista.org. Vi metto appunto l'immagine del sito che troverete appunto digitando l'indirizzo che vi ho appena comunicato, www.ilcapitano.altervista.org. Allora, molto rapidamente, questo ebook è frutto di un lavoro durato ovviamente molto tempo, di studio, di approfondimento. È un lavoro che abbiamo fatto il Marietto e io per praticamente favorire tutto un percorso di sviluppo spirituale. È un lavoro che coniuga la radionica con l'ermetismo, dunque è molto importante anche per gli obiettivi che si pone di aiutare a raggiungere, ma c'è un qualcosa di più, perché non si tratta di semplici circuiti che appunto possono essere stampati e applicati, attivati così come già vi abbiamo insegnato in altri momenti, con appunto l'attivazione e il posizionamento del testimone all'interno del circuito. Questi sono ebook completamente personalizzati, nel senso che chiunque acquisterà l'ebook avrà codici personali e dunque anche un'attivazione totalmente personale di questi ebook, che è sintonizzato appunto, cioè tutto l'ebook nel suo insieme e ogni singolo circuito va a sintonizzarsi sulle vibrazioni uniche della persona, che non riguarda solo il testimone, che chiaramente poi applicherete voi stampando i circuiti, ma proprio contiene dei codici che vengono estrapolati per la persona e poi attivati con una modalità comunque che ovviamente non stiamo a divulgare. Bene, dunque se vi interessa vi mostro ancora la copertina dell'ebook, potete già prenotare la vostra copia, sapendo che è un lavoro esclusivo che noi facciamo appunto
per singola persona che ce lo commissiona, sebbene raccolga dei circuiti appunto di matrice ermetica, come ho detto. E, vi ricordo inoltre che il costo di questo lavoro, che raccoglie una decina di circuiti, è di 50 euro. Dunque, se vorrete, se siete interessati, potete chiedermi informazioni su WhatsApp al mio numero, che adesso metto per facilitarvi, e vi darò tutte le delucidazioni possibili e potrete prenotare la vostra copia. Bene, detto questo, io direi di cominciare a dare le risposte, che sono sicura che non vedete l'ora di ricevere la vostra risposta. Allora, cominciamo da Miriana, 6 febbraio 96, vuole sapere cosa succederà nella sua vita. Dunque, vediamo un pochettino. Miriana, nel prossimo periodo, chiaramente vi ricordo che le sibille parlano per eventi e ovviamente sono piuttosto limitate nel tempo, non vanno tanto in là. Bene, vediamo un pochettino di rispondere a Miriana. 6 febbraio 96, sibille, per favore diteci cosa succederà a Miriana nella sua vita nel prossimo periodo. Grazie. Ci sono preoccupazioni riguardo la sfera sentimentale, vediamo un pochettino di... Allora, preannuncio che una carta dell'esito mi era anche caduta mentre mescolavo, non ho detto nulla, in genere lo comunico, ero sicura che sarebbe ricomparsa, perché generalmente quando hanno tutta questa premura di mostrarsi è perché hanno un messaggio. Dunque, ti posso già dire, Miriana, che ci sarà un periodo di lotte. Ora ti dico anche più o meno quello che puoi aspettarti partendo dalla linea del passato: gelosia, morte, dispiacere, allegrezza al cuore e vedovo. Allora, io penso che tu arrivi da un passato, o comunque il passato che maggiormente influenza il tuo presente adesso è veramente pesante, dunque arrivi da un passato che ti ha segnato, dove grosse incomprensioni hanno portato comunque alla chiusura di un qualcosa in modo comunque doloroso, e per lungo tempo non hai più avuto tanta voglia di festeggiare e di stare in compagnia. Probabilmente ti sei un po' chiusa in te stessa, portando addosso quel senso di fallimento o di fine. Attenzione, sei comunque molto giovane, dunque nulla di irreversibile o irrecuperabile, però probabilmente qualche delusione non hai potuto scansare, nonostante la giovanità, qualche delusione. Adesso vedo comunque nel tuo presente fedeltà, allegria, giovane fanciulla, disgrazia. Allora, anche qui diciamo che la linea sembra partire un po' meglio, però probabilmente avrai una grossa discussione con un'amica. Adesso il bene, bene, bene perché non saprei, anche se la linea inizia con fedeltà, e dunque un momento che tutto sommato è felice, un momento adesso al presente dove rispetto alla partenza che abbiamo avuto stai nettamente meglio. In effetti è una carta di riuscita, una carta positiva, pertanto possiamo dire che è un momento in cui riesci a esprimere bene te stessa, stai bene anche con te stessa, sei in un momento in cui sei abbastanza appagata delle cose che hai in questo momento, probabilmente anche a livello di relazione. Se sei in coppia possibilmente stai bene, ma o in coppia o single, un periodo dove non sei agitata come nel passato, sei piuttosto tranquilla, però o c'è qualche grossa preoccupazione per il futuro,
Oppure temo che tu possa discutere in modo piuttosto pesante, se non lo hai appena fatto, con qualcuno a te molto vicino. Allora, cos'altro vediamo? Qua nel prossimo periodo vedo che sta per arrivare una vecchia fiamma, probabilmente c'è un ritorno, oppure comunque un qualcuno che aspettavi da tempo verrà a farti visita. È un qualcosa comunque positivo, perché tutte queste carte comunque hanno un significato, una valenza favorevole, positiva. Amica, nemica. Beh, questo è molto molto ambiguo, chiaramente, e generalmente avviene quando mm, cioè mi capita di leggerlo, di individuarlo quando, per esempio, ci sono momenti in cui eh, soprattutto quando sono in quest'ordine, quando sono al contrario, chiaramente si inverte la loro interpretazione, perché qui stiamo partendo da una fase di armonia che però viene a trovare degli ostacoli che possono anche essere legati a pettegolezzi o a qualche cosa che ti viene fatta alle spalle e di cui non avrai ben contezza nell'immediato quando capiterà, ma avrà ripercussioni in un futuro ancora successivo. Dunque, o un'amica creerà delle difficoltà, oppure in un periodo comunque di serenità e armonia avrai qualcosa che poi andrà a colpire, ma dopo. Allora, casa comunque è una carta di intimità, di serenità, di consolazione, dunque è una carta favorevole. Diciamo che il prossimo periodo è caratterizzato da alcuni eventi che spero tu abbia segnato e preso nota, mi dirai. Ad ogni modo, non male, ecco, diciamo che molte carte brutte fanno parte del passato, però l'esito, sospiri, pensiero, dunque la lontananza di qualcuno, oppure la mancanza di qualcosa, un progetto che ritarda, qualunque sia la causa di questo allontanamento, comunque ti porta dei pensieri, ma anche l'arrivo di una lettera, di una comunicazione, o che ti spronerà, e dunque ti darà quella spinta, quella grinta per reagire, oppure sarà causa di contrasti. Bene, Miriana, ti ho risposto per un po', gentilmente lasceremo il posto ai nuovi. Allora, rispondiamo a Barbara. Vorrei sapere se tra me, 4 dicembre dell'82, e Francesco, 12 settembre 84, ci sarà un incontro intimo. Allora, do la buonanotte a Marietto che ci segue dalla regia, che saluta tutti. Ciao Marietto, sì, ci sentiamo domani mattina. Buonanotte e grazie, grazie sempre. Allora, rispondiamo a Barbara, vediamo se ci sarà un incontro intimo fra lei e Francesco, dunque 4 dicembre 82 e 12 settembre 84. Mi raccomando Barbara, anche tu, a ricevuta questa risposta, lasci poi il posto anche ad altri. Allora. Sibille, ditemi tra Barbara e Francesco se ci sarà un incontro intimo, grazie. Beh, lui è un po' più timoroso, sembra un po' restio. Allora, partiamo dalla linea del passato, militare, belvedere, allegria, omaggio di preziosi, amore. Allora, il passato è pieno di opportunità, sembra che ci siano stati dei momenti dove
è scoccato un qualcosa, non parla ancora di intimità, però dice che probabilmente nutrivi in segreto questa aspettativa nei confronti di questa persona, comunque c'è stato una fase o un incontro in un momento piacevole, e probabilmente si è creato appunto un punto di contatto. Allora, al presente abbiamo mercante, deliranti, amica e artista. Dunque, a me sembra che lui sia un po' confuso nei riguardi di un vostro approccio, ehm, possibilista, perché il mercante è una persona che sta valutando, è una persona che valuta il potenziale o il possibile tornaconto di un qualcosa. Adesso non voglio metterla su questi termini perché potrebbe sembrare spiacevole, però generalmente è una persona che soppesa le cose e non lascia nulla al caso o fuori dal calcolo. Dunque è sicuramente in un momento dove è confuso o probabilmente c'è una situazione poco chiara che lo circonda e lo riguarda. Amica e artista, dunque comunque è possibile un incontro. Al presente c'è comunque un rapporto di dialogo anche piacevole, comunque sembrerebbe che lui sia una persona decisamente in gamba, molto preparata, molto abile. Dunque questi incontri al momento sembrano legati a occasioni, non so se lavorative, se sono lavorative comunque potrebbe essere che lui occupi un ruolo di responsabilità, se non sono lavorative comunque sono incontri dove possibilmente o avete delle amicizie comuni oppure sono comunque piacevoli, armoniosi, ma al momento in questo frangente io di intimità non ne vedo, ma la vedo qui. Casa, stanza, leggerezza, attenzione perché a meno che anche a te non stia bene un rapporto che inizi proprio solo con quelle basi, diciamo che comunque c'è questo potenziale, perché vedo proprio degli incontri in un albergo, scusami se te lo dico, oppure comunque veramente intimi, lontano da tutti, dal mondo, ma leggeri. mh. Al momento non c'è, certamente non c'è l'intenzione di dividere la sua vita con te, però la possibilità di avere un incontro veramente a tu per tu, chiusi fra quattro pareti, c'è. Fortuna, gelosia, ammalato. Allora ascolta, sì c'è, però c'è anche che comunque questa cosa ti porterà certi scossoni a livello emotivo non indifferenti, ok? Ritengo che comunque per quanto tu possa magari raccontarti che va bene qualsiasi cosa, in realtà poi c'è l'ammalato qui, dunque un pochino attenta. Allora, costanza, nemico, viaggio, pensiero. Dunque, devi tenere duro, ci sono degli ostacoli, ma la situazione cambierà. Vedo che cambierà. E pensiero, secondo me, già sta pensando, come ti dicevo, anche qua è lì che fa i suoi conti. Probabilmente rischia, non lo so. Allora, vediamo un po', passiamo alla prossima domanda. Cinzia, mi raccomando, tutte le persone a cui rispondo stasera, io non sto certo lì a segnarvi su un foglietto di carta, ma ho una buona memoria, vi chiedo ovviamente di lasciare poi il posto ad altri nella prossima diretta, chiaramente. Allora, buonasera Ilde, posso chiederti come andrà tra Giuseppe 18 luglio 78 e Stefi 25 aprile 88 in futuro? Io ho un déjà vu con questa domanda, mi sembra di averti già risposto recentemente. Giro comunque 5 carte per te, però io ti ho già risposto per questa domanda.
Eventualmente, se non hai più seguito la diretta quel giorno, l'ultima volta, penso di averti risposto venerdì, vai a vedere, o sabato insieme al Marietto, comunque giro 5 carte. Ma il taglio allora, amore deliranti, dunque in questo momento hanno della confusione, probabilmente dei momenti di incomprensione, oppure non sono d'accordo su qualcosa, o ci sono delle voci, dei pettegolezzi, comunque ci sono delle contrarietà, non è un momento tanto sereno. Tra l'altro, sospiri può anche dire che si allontanano. Attenzione, non vedo una chiusura, però vedo l'allontanamento. Donna maritata, amante. Allora, è possibile, io non conosco la vostra situazione, chiaramente, dunque non ho idea, la vostra o la situazione di queste due persone che di cui mi hai chiesto. Dunque, non ho idea se ci sia un terzo incomodo o se sia loro due uno dei terzi incomodo, perché però vedo che la causa dell'allontanamento è una persona che ha già un ruolo fisso accanto a uno dei due. Potrebbe essere appunto che lui scelga comunque la compagna che ha già, oppure lei di restare con l'uomo che ha già. Ecco, io non è che sappia bene com'è questa situazione, però dalle carte che sono uscite, dunque o è così come ho detto, oppure, nonostante l'allontanamento, verrà scelto di restare e ci sarà un nuovo slancio. Dipende, tutto dipende dalla situazione che vivono. Se è il caso in cui uno dei due è impegnato, allora l'allontanamento è perché l'altra persona sceglie di restare accanto alla persona ufficiale che ha già. Se invece sono loro due ad avere un rapporto proprio legale, ufficiale, diciamo che nonostante l'allontanamento poi ripartono. Bene, andiamo avanti. Rita. Allora, Rita il 13 febbraio del 70 vuole sapere se Nello torna. 20 marzo 70, vediamo se Nello torna. Sibille, per favore ditemi se Nello torna da Rita. Grazie. Beh, sicuramente ci sono ancora grandi arrabbiature, grandi gelosie, dei tormenti che perdurano. Non è non è stato lasciato alle spalle la causa per cui vi siete allontanati, infatti compare anche adesso. Allora, sai, ci sono comunque delle buone possibilità. Partiamo dall'inizio che ci risponde dicendoci, cioè la prima linea non è mai un caso. Se compare un determinato influsso del passato vuol dire che ancora ha una ripercussione nel presente, ha ancora una sua azione o una sua spiegazione che ci aiuta a capire il presente. Dunque, sospiri e qui c'è la lontananza, sicuramente una situazione dove o i momenti di felicità si erano allontanati oppure c'era
l'attesa, il tormento di potersi ritrovare, incontrare, comunque non è stato probabilmente tutto semplice, anche il fidanzamento, anche l'ufficializzazione, è proprio come se comunque poi una cosa che sembrava non partire, poi in realtà è andata, è partita, ma al presente disgrazia mercante, riunione e conversazione. Allora, eh, qua mi parla della rottura. Non è una rottura avvenuta tanto tempo fa, o è ancora talmente bruciante, proprio come raffigura la carta, che sembra essere avvenuta ieri. Questo però vale per entrambi, perché altrimenti sarebbe comparsa in altra maniera. Mercante. Dunque, nonostante la rottura, qualche possibilità c'è. Vedi che c'è una riflessione, un pensiero, uno studio, un inizio, quasi una trattativa, ecco, diciamo così, perché il mercante mercanteggia, giustamente, no? Deve trarre un guadagno, un profitto, o comunque deve arrivare al dunque ottimizzando le risorse. Dunque stiamo parlando comunque di un potenziale che c'è, vedi che c'è riunione e conversazione, dunque secondo me mh, riprenderete presto il dialogo riguardo alla possibilità di sistemare le cose, però le cose verranno sistemate solo più avanti. Qui ci sono degli inizi, dei primi approcci non tanto lontani nel tempo, ma che ancora porteranno qualche motivo di incomprensione e di lacrime. Però devo dirti che alla fine vedi che c'è la scelta di rimanere, di restare solidi e poi c'è di nuovo l'intimità, il dottore, la speranza. Dunque, secondo me, visto che comunque il legame era molto fortunato, molto bello e ancora c'è l'intenzione, o dell'interesse nello stare insieme, che potrebbe anche essere di natura economica, però non mi parla di denaro, sai, in altre occasioni sono molto più esplicite, dunque diciamo che lui sta facendo le sue valutazioni e sta pensando di tornare, ma più che pensando sta proprio contando quanto gli convenga, ti dico sinceramente, però devo dire che appunto nel prossimo periodo ci sarà ancora qualche incomprensione, ma poi le nubi si diradano e mi sembra proprio che si vada a ricreare un'armonia o comunque un'apertura nei confronti anche del futuro insieme. Vediamo l'esito comunque, vedi che c'è allegrezza al cuore, sacerdote, amica, amante. Allora, ritengo che comunque ehm, bisognerà adesso, ecco, io non vedo comunque come causa del vostro allontanamento un'altra persona, però ehm, o si era creato una freddezza, una rigidità, si era persa la serenità di coppia, magari non eravate più tanto d'accordo sulle cose, oppure non avevate neanche più rapporti, non lo so. Comunque vedo che c'è un qualcosa che è una matrice di freddezza. Però vedi che poi c'è armonia, c'è l'amica che è una carta di armonia, è l'amante, dunque credo proprio che l'esito sia favorevole così come descrive la stesa, dunque ci sarà una nuova proposta, in qualche modo un nuovo slancio. Allora, andiamo avanti. Rita, anche te ovviamente ti invito a ricordarti quello che ho chiesto finora a tutti, e vale a dire di lasciare poi posto alle persone nuove. Vediamo un pochino Luciana, 13 dicembre 70, e Davide, 15 ottobre 83, i sentimenti di Davide verso Luciana, grazie. Sibille, per favore, ditemi
i sentimenti di Davide verso Luciana. Davide, 15 ottobre 83, e questa mi è caduta, Luciana, 13 dicembre del 70. Allora, quando cadono le carte è sempre un messaggio, dunque c'è un'attrazione sicuramente, è un piacere nel passare del tempo con te. Però non vedo, beh, è solo una carta, dunque dobbiamo vedere anche il resto, però l'allegrezza al cuore è sempre comunque matrice di anche altri interessi. Allora, comunque lui penso, scusami, che si scriva anche con un'altra ragazza. Poi magari non è niente di che, magari era la sorella, però comunque. Allora, vediamo un po'. Messaggero, omaggio di preziosi, mercante, disgrazia e viaggio. Dunque, comunque è un qualcosa che ha già preso avvio nel passato, non so quanto passato, comunque non è una cosa di adesso. Vedo già che, essendoci la carta del messaggero, probabilmente molta di questa relazione si è consumata telefonicamente, nel senso che probabilmente per vedervi, vedi che c'è la carta del viaggio, è necessario spostarsi. Comunque, messaggero, omaggio di preziosi, mercante, disgrazia, viaggio, dunque abbiamo delle opportunità che possono aver portato quasi a un avvio, ma vedi che disgrazia vuol dire che è successo qualcosa che ha impedito questo inizio o comunque questo viaggio che era in cantiere, magari era una visita che doveva farti oppure un viaggio che avevate organizzato, comunque c'è un qualcosa qua nel passato. Allora, leggerezza, gelosia, stanza e pensiero. Beh, diciamo che attualmente non è che ci siano proprio dei sentimenti, c'è un'attrazione, c'è una certa morbosità, non so di che tipo, però vedi che c'è la carta della gelosia, dunque non so comunque fino a che punto sia veramente gelosia, ma sembra comunque che abbia ogni tanto delle reazioni importanti e che faccia capire delle cose. Comunque sicuramente ti desidera e ti pensa, diciamo che questa è la linea del presente. Vecchia signora matrice e amore. Allora, ecco, diciamo che lui riconosce in te una persona che oltre a essere in grado di insegnargli l'amore è in grado anche di insegnargli altro, comunque una persona matura, capace di trasmettere molto, non solo dal piano fisico. E effettivamente lui, secondo me, in particolare, credo che comunque gli nasca un sentimento. Andiamo per gradi, perché al presente, per quanto lui possa essere coinvolto, ancora quel sentimento che magari speri, visto la domanda che hai fatto, non è ancora così presente, ma si rafforzerà nel prossimo periodo e vedi che c'è denaro, gran signore, superbia, dunque sono carte che manifestano comunque una certa concretezza, una solidità, non c'è niente di più solido di una cassaforte, dunque comunque diciamo che anche lui si rafforzerà nel suo sentimento verso di te, sicuramente si comporterà da gran signore, però attenta perché comunque fondamentalmente è un ragazzo orgoglioso. Allora, al momento con questo esito ti dico comunque attenta, sicuramente le sue lusinghe, la sua corte è molto
cioè non è disinteressata e comunque è, cioè cerca di conquistarti, ecco, però non è del tutto vero, tutto autentico, però insomma ci mette del suo, però amica i sospiri, dunque sai, vedi che ancora in questo momento, cioè, è un esito un po' così, mi lascia un po' perplessa rispetto all'incalzare e l'incedere delle carte, però devo dirti che probabilmente magari avrà un iniziale slancio molto importante e poi potrebbe allontanarsi. Comunque vedremo. Allora, rispondo a Italia. Allora, Italia, non hai messo la tua data, ma io la conosco, dunque vediamo Italia come andrà sabato con Alessandro. Alessandro 3 luglio 82. Allora, Sibille, ditemi come sarà sabato fra Italia e Alessandro, grazie. Allora, 5, andiamo giù. Beh, diciamo che magari siete un po' freddini all'inizio, vedi che c'è il sacerdote vicino all'Imeneo, dunque diciamo che partiamo con ordine. Pensiero, amante, allegria, sacerdote, Imeneo. Dunque già questo incontro di sabato nasce da un suo preciso piano, non è una cosa che è capitata così, non è un caso, ma c'è una precisa volontà, un disegno dietro questo proporsi, e in effetti, è anche felice di farlo, però ha sempre un po' di qualche piccola remora, nel senso che comunque o comunque sarete un pochino freddini nell'incontro. Guarda, omaggio di preziosi, dispiacere, bambino e militare. Ancora c'è un po', come dire, un pelino di contrasto, perché è come se fosse rimasto un dispiacere, capito? Di un qualcosa che è stato sprecato. Cioè, rischiate sempre, cioè una cosa bella, che ha un potenziale molto bello, che però è come se uno compra una Ferrari, poi non la sa guidare, capito? Dunque la cosa bella c'è, però l'inizio c'è, ma con lotta. Dunque comunque c'è un qualcosa che ancora crea un pelino di frizione, però attenzione perché le carte che seguono non sono del tutto negative, anzi parlano di un incontro che comunque dà una consolazione, che permette anche di progettare, ma non mancano delle insidie, c'è come se qualcosa intervenga a interferire. Dunque, ehm, di suo poi vedi mercante, superbia, artista. Comunque lui è, c'è un qualcosa di lui, del suo modo di fare, no? Però, vedi, mercante sono anche gli inizi validi,
quelli che si fanno con testa, con ragionamento, e la superbia comunque ha una matrice di protezione in questo caso, no? Anzi, di ingrandire un po' la cosa. E artista è un'altra carta positiva, dunque io sono dell'idea che comunque sia possibile riprendere un discorso e comunque passare un momento piacevole, un sabato interessante, dove sarà possibile parlare molto, chiarire molte cose. Allora, vedi, domestico, leggerezza, sospiri casa. Comunque tu gli sei mancata tantissimo. Gli sei mancata tantissimo, sai, Italia. Allora, passiamo alla prossima domanda, che è la domanda di Maurizio. Allora, Maurizio Antonio, 16 agosto 70. Sto vivendo una situazione economica drastica. Si risolverà in qualche maniera? Va bene. Allora, Sibille, per favore, diteci come andrà la situazione economica di Maurizio. Maurizio Antonio, 16 agosto del 70, grazie. Ma Antonio, Maurizio Antonio, ma sai, non è che io veda delle carte drammatiche. Ehm, cioè, ho visto carte ben peggiori, in altre situazioni. È vero però che una comunicazione improvvisa ha portato grossi guai. Però, ecco, niente di, cioè, non ti aspettano dei drammi nel futuro, anzi, guarda che proprio nell'immediato vedo dottore, Imeneo, oh, questa mi sfugge, riunione, fedeltà, cioè a me sembra che tu stia per incontrare una persona che ti darà una mano a riassestarti finanziariamente, perché vedi che dottore sono le persone che ci aiutano, no? O che ci aiutano a guarire, o proprio un dottore vero e proprio, potrebbe essere anche un avvocato, comunque qualcuno in grado di consigliarci un modo per risolvere i nostri problemi. E guarda, Imeneo, riunione, fedeltà, ma queste sono carte positive, cioè io non so da quant'è che si trascini questa situazione, però sei proprio vicinissimo alla svolta, a una svolta positiva. E ci sono, è vero, ancora delle perdite, che dovrai contenere, probabilmente fanno ancora parte di roba passata, no? E che nonostante questo incontro con tutta una bella possibilità di sistemare le cose, perché sicuramente ti darà i suggerimenti giusti, ti farà incontrare le persone giuste, insomma, vedo delle situazioni che vanno a sbloccarsi veramente a breve. È chiaro però che ci sono ancora, non è che magicamente perché incontri questa persona l'indomani è tutto risolto, è chiaro che ci saranno ancora dei refusi, delle cose da mettere in chiaro e che potranno portare ancora dei momenti di forti preoccupazioni o arrabbiature, quello che è, però guarda, sono tutte carte che vanno a risolvere, anche l'esito. Allora, che dirti? Vedi che si ritrova anche l'armonia a casa, dunque probabilmente anche andrai a contenere determinati danni, cioè non è tutto perduto. Anche vedi delle occasioni, più occasioni anche di progettare, ecco, probabilmente ti sei lasciato alle spalle il peggio. Ora guarda, nemico, vecchia signora, ok.
ci sono delle vecchie cose che ancora ostacolano, va bene? Però vedi le nuove proposte e la solidità. Dunque, dai, su. Mm, non penso di essermi sbagliata così tanto, nel senso che sono dell'idea che presto ci sarà veramente una svolta positiva, che non ti aspetti visto quello che mi hai scritto, ma vedo che si risolve. Sì, si risolve in qualche maniera, e come? Allora, io per questa sera vi saluto, vi ricordo comunque l'appuntamento di mercoledì sera sul canale, sempre su questo canale, sarete in compagnia del Marietto, dunque se non sono riuscita a rispondervi questa sera potrete chiedere al Marietto. Allora, Lia, ti abbiamo già risposto, però probabilmente tu fai la domanda e poi non segui la diretta fino alla fine. Ti abbiamo risposto, dunque vai a cercare nelle precedenti dirette perché ti abbiamo risposto. Mi dispiace che tu dica appunto che speri di avere una risposta ogni volta, lo scrivi perché l'hai avuta, ma probabilmente ti è sfuggita. Allora, bene, io ringrazio tutti. Vi ricordo appunto mercoledì alle 21, no, alle 20:30 mercoledì, e venerdì ci sono ancora io alle 21:30. Dunque vi aspetto come sempre e vi auguro un buonissimo proseguimento di serata. A presto dalla vostra Hilde e mi raccomando, se vi serve un consulto privato non esitate a contattarmi. Grazie e a presto.